appunto civiltà delle ville venete. E qui analizzo dal punto di vista storico, anche economico, quello che è il radicamento di questi signori, di queste famiglie nobili veneziane, i Barbaro, i Badoer, i Pisani, gli Emo, che decidono nel momento in cui vengono aperte le rotte commerciali transoceaniche, nel momento in cui i percorsi commerciali con l'Oriente vengono interrotti dall'avanzata dei turchi e dalla presa di Costantinopoli, decidono, dicevo, di investire i loro capitali nell'attività agricola. Quindi quello che era stato fino, diciamo, alla metà del 300 un divieto quasi della Serenissima di investire i capitali nella terra, la Serenissima ha sempre invece incoraggiato l'investimento commerciale che avveniva per via mare. Ecco che a questo punto queste famiglie, avendo anche la possibilità, perché Venezia dà la libertà a questo punto, dopo la seconda metà del 300, di investire nell'entroterra, decidono proprio di dedicarsi all'agricoltura. Quindi quello che era stato l'imperativo di coltivare il mare e l'assastare la terra, che aveva imperato fino alla seconda metà del 300, a questo punto, decadendo questo principio, ecco che inizia questa penetrazione nella terraferma che porta come conseguenza un cambiamento radicale dal punto di vista proprio del paesaggio. Ecco che queste famiglie procedono inizialmente con la bonifica del territorio, successivamente vengono iniziate e intraprese anche nuove colture, come quella del mais, del gelso e del riso. L'interesse poi comunque della Serenissima viene focalizzato sull'investimento e la coltivazione proprio dei campi a mais, perché sono più redditizi e perché in questo modo veniva anche limitata la spesa della Serenissima per l'acquisto di derrate di questo tipo che venivano invece fornite da paesi esteri. Ecco quindi dicevo che il territorio veneto a questo punto cambia radicalmente, viene bonificato, dalla palude si trasforma in quel territorio coltivato, disseminato di questi manufatti straordinari che vengono realizzati da grandissimi architetti. Il primo, il più noto, il più conosciuto è sicuramente Andrea Palladio. L'uomo giusto al momento giusto, io dico, perché Andrea Palladio si trovò ad interpretare perfettamente quella che era la richiesta di questi signori, i quali volevano sul territorio una casa, una villa che fosse degna del loro status sociale e quindi li rappresentasse visivamente anche di fronte al contado attraverso delle forme classiche. Palladio quindi interpreta questa volontà di esaltazione del ruolo dei signori, ma dall'altro lato riesce anche a capire che la villa deve essere funzionale, quindi luogo di sollazzo, luogo di diporto, ma anche luogo importante che deve essere fornito di tutti quegli annessi che rendano la villa anche un centro importante di controllo per l'azienda appunto agricola, per la coltivazione dei territori circostanti. Ecco quindi che le ville venete saranno proprio caratterizzate per la maggior parte, o comunque sicuramente fino al Settecento, da questa da tutti questi annessi caratteristici come barchesse, ninfei, eccetera, broni, eccetera, che avranno proprio la funzione di contenere gli attrezzi, oppure le riserve di grano, oppure gli animali. È molto importante questo aspetto perché questo è un elemento che caratterizza e diversifica molto quella che è la civiltà delle ville venete rispetto allo sviluppo di ville come quelle dei Medici, per esempio in Toscana, o dei Papi nel Lazio. Quelle ville erano ville soltanto per lo svago, erano ville di diporto. Le ville invece che caratterizzano l'entroterra
E nel giro di 5 secoli più di 4.000 ville sorgono nell'entroterra veneto, creando questa sorta di città un po' simile a Venezia, però molto più allargata. Simile a Venezia anche perché, lo diceva lo stesso Muraro, anche Venezia era stata salvata dalle acque, era stata trasformata dall'intervento dell'uomo. Così come viene trasformato anche l'entroterra veneto attraverso appunto questi lavori di canalizzazione, bonifica e di impianto di nuove colture. Ecco, io direi che questo grandissimo patrimonio che la Serenissima nella sua storia millenaria ci ha lasciato deve essere per noi uno stimolo a mantenerlo, a conservarlo intatto. E per questo io vi parlavo inizialmente di una specie di eredità di cui mi sento portatrice, perché Michelangelo Muraro, così come altri grandi studiosi come il Cevese, recentemente scomparso, come Mazzotti, hanno proprio puntato l'accento negli anni 50-60 su quello che era l'allora degrado delle ville, lanciando quella campagna di riqualificazione delle ville stesse. Ma nonostante questo io direi che ancora oggi ci troviamo di fronte ad amministrazioni più portate a sviluppare dal punto di vista urbanistico con attenzione all'aspetto purtroppo economico di speculazione il territorio, più che invece portate alla conservazione. E vi dico questo perché ancora oggi ci troviamo di fronte per esempio ad amministrazioni che cercano di costruire delle palestre nei brodi delle ville, è il caso di Vittorio Veneto, oppure ancora recentemente l'abbattimento di una villa settecentesca a Bodega di Sant'Urbano. Ecco, questi sono episodi purtroppo attuali, testimonianza di come non sempre, ancora oggi, ci sia questa attenzione verso il recupero e la conservazione di questi straordinari manufatti che ci sono arrivati, sono giunti in eredità dalla Serenissima. E credo che, con questo chiudo e passo la parola al fotografo Paolo Marton, credo che questo testo a cui noi abbiamo lavorato possa avere anche questa funzione molto grande, di porre l'accento su questo grandissimo patrimonio, dimostrando anche attraverso le fotografie di Marton quanto questo patrimonio valga e quanto sia importante conservarlo così com'è. Grazie.